Le pianure in Italia. Le pianure occupano solamente un quarto di tutto il territorio italiano. Le pianure italiane sono estese complessivamente circa 70.000 km². Nelle pianure italiane vive la maggior parte della popolazione e si svolgono le principali attività economiche. Ora parliamo di due pianure importanti, la pianura padana e la Maremma. La pianura italiana più estesa è la pianura padana. Essa rappresenta il 71% del territorio pianeggiante italiano. Essa è situata in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Il termine padana deriva dal latino padus, nome con il quale veniva chiamato il fiume Po. Nella pianura padana scorrono molti fiumi. Il principale è il Po, che la attraversa da ovest ad est e nel quale confluiscono molti affluenti. Nella pianura padana scorrono anche i fiumi Adige, Brenta, Piave, Reno e Tagliamento. La pianura padana è un ambiente che si presta facilmente alla vita dell'uomo. Ecco le motivazioni: terreno molto fertile, abbondanza di acqua, vie di comunicazioni comode. La Maremma è una pianura situata tra Toscana e Lazio. La Maremma è estesa circa 5.000 km². Le attività economiche diffuse in Maremma sono: agricoltura. Si coltivano soprattutto cereali, frutta, ulivi e viti. Allevamento. Si allevano bovini e tipica della zona è la razza bovina maremmana. Con l'espressione butteri si intendono i pastori di bovini a cavallo, tipici della Maremma. Turismo. Molto diffuso è il turismo termale.